Amici di Sportisili, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Pillole di Sessa, l'appuntamento di calciomercato della redazione di Sportisili. Qui per voi Aldo Sessa, che come sempre vi terrà compagnia in questa mezz'ora di trattative e non solo. Naturalmente vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social, da Instagram a Facebook a Twitter fino a TikTok. Vi ricordo di seguire la nostra pagina YouTube con tutti i contenuti della redazione di Sportisili, tutti i contenuti video che potrete seguire nel nostro canale, e naturalmente, come sempre, il nostro sito www.sportisili.it per restare sintonizzati sullo sport siciliano a 360 gradi. Partiamo subito praticamente col nostro sommario, con le pillole di mercato, a partire appunto dal Palermo. Il rosanero sono naturalmente molto caldi per quanto riguarda i colpi in attacco, con Moruzan che si sta valutando come possibile rinforzo, ma è naturalmente al centro delle discussioni il mancato arrivo di Diego Valencia. Questo naturalmente cambia leggermente gli scenari in casa rosanero, che naturalmente come priorità hanno il terzino sinistro tra i propri obiettivi principali, ma come abbiamo detto anche in altre occasioni, il mercato in uscita è certamente quello che al Palermo in questo momento interessa di più per poter fare delle entrate. Naturalmente assieme a questo affronteremo le tematiche delle squadre di Serie C, Catania e Messina, con le due formazioni che hanno visto stilare i propri calendari nella giornata di ieri, con il Catania che è naturalmente impegnato nel rafforzamento della propria squadra. Ci sono diversi profili per quanto riguarda la difesa e per quanto riguarda l'attacco che si stanno valutando, mentre per quanto riguarda il Messina, con al centro sempre le questioni riguardanti lo stadio San Filippo Franco Scoglio. C'è anche naturalmente il mercato con i nomi, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato, che stanno per essere valutati e acquistati proprio dal Messina. E poi, come sempre, il mercato di Serie D, con le siciliane impegnate negli ultimi ritocchi di questa stagione che stia ormai per cominciare. Non sono in questo caso stati stilati i calendari, ma certamente da qui a qualche settimana le squadre siciliane impegnate nel campionato di Serie D saranno certamente prossime a concludere quella che è la loro campagna acquisti. Sono già arrivati i primi commenti. Salutiamo Salo Galatioto e Fabio Spinoso. Partiamo subito col Palermo, visto che ci chiedono alcune notizie legate al mercato dei rosanero, proprio dalla questione terzino. Il terzino sinistro è ormai il leitmotiv di queste puntate di Pillole di Sessa per quanto riguarda il Palermo. Naturalmente è una delle esigenze di mercato della squadra. Corini ha esplicitamente chiesto di far arrivare un terzino sinistro per completare il reparto di difesa. I nomi sono i più noti, quelli che ormai sono legati al calciomercato del Palermo dall'inizio della campagna acquisti, ovvero Nicolò Corrado e Gianluca Di Chiara. Il primo della Ternana è l'obiettivo già da tempo nel mirino dei rosanero, ma è noto anche il fatto che la richiesta della Ternana sia piuttosto esosa, naturalmente anche in funzione di una concorrenza sul giocatore, mentre per quanto riguarda Gianluca Di Chiara, che è ormai prossimo ad essere svincolato dalla Regina, è notizia delle ultime ore il fatto che i calciatori abbiano chiesto di mettere in mora la società, e questo solitamente è il primo passo verso l'applicazione del regime di svincolo per quanto riguarda la FIGC. Di conseguenza Di Chiara potrebbe essere molto presto svincolato dalla Regina, ma sul calciatore ci sono anche altre formazioni come il Parma. Di conseguenza, così come ha sottolineato prima anche in un messaggio, come sottolineava Fabio Spinoso, se ci chiedeva se potevano arrivare dei
nomi a sorpresa sul terzino sinistro. In questo momento non sono venuti fuori ulteriori profili, ma è evidente che il Palermo, un po' come diciamo la trattativa avviata e poi interrotta di Diego Valencia, potrebbe uscire il classico coniglio dal cilindro. In questo momento questi sono però i profili che il Palermo sicuramente valuta. Vedremo se ci sarà un'accelerazione. Difficilmente ci sarà, naturalmente, prima del primo appuntamento ufficiale del Rosanero con il Bari, con il Cagliari in Coppa Italia. È più probabile che invece ci possa essere qualche novità proprio in virtù della prima partita di campionato contro il Bari, che tra l'altro, ricordiamolo, aprirà proprio nel primo anticipo della Serie B il campionato cadetto. Per quanto riguarda invece il centrocampo, anche in questo caso il nome circola da diversi giorni. Il nome caldo è quello di Matteo Prati della SPAL. È noto anche in questo senso che ci sia una forte concorrenza del Cagliari, almeno nelle scorse settimane, che ha fatto già un'offerta per il calciatore. Il Palermo avrebbe dalla sua la volontà del giocatore di vestire la casacca rosanero, ma evidentemente c'è una valutazione da parte della SPAL dal punto di vista economico in questo momento molto elevata. Il Palermo sembrerebbe nelle ultime ore aver esercitato una pressione maggiore sulla SPAL e sul calciatore per poter chiudere la trattativa. Sembrerebbe che nelle prossime ore ci possa essere un incontro o una probabilmente telefonico per cercare di trovare la quadra economica. Se si trovasse, a quel punto la strada verso Prati potrebbe essere in discesa. Ricordiamo anche che nelle scorse giornate soprattutto si è fatto sempre più insistente la voce di un interessamento del Bari per Dario Šarić. Il calciatore si è messo in luce in ritiro per appunto in ritiro, scusate, per la sua voglia di dimostrare almeno di fare qualcosa di maggiore evidenza rispetto allo scorso campionato. In questo momento non ci sono offerte ufficiali, però l'interessamento del Bari è molto forte. Da capire se il Palermo si vorrà liberare di questo calciatore dopo appena un anno, e soprattutto se arriverà l'offerta economica che il Palermo chiede. E in uscita, come sempre, e sempre nel reparto di centrocampo, ci sono Bro e Damiani. Bro è certamente quello che sembra più vicino alla cessione, con il Lecco e la Triestina sempre molto caldi sul giocatore. Damiani invece in questo momento è un nome che si sta raffreddando, ma ci potrebbero essere delle evoluzioni nelle prossime giornate. Per quanto riguarda invece l'attacco, chiudiamo la pagina relativa al Palermo. Il nome che è salito alla ribalta è quello di Olimpio Moruzan. Ha parlato nelle ultime ore il procuratore del calciatore del Galatasaray, che è stato impegnato nelle scorse giornate dai preliminari di Champions League contro i lituani dello Zalgiris, ma il procuratore ha sottolineato il fatto come Moruzan valuterà se sarà o meno inserito nella lista UEFA dal Galatasaray. In caso di assenza dalle liste UEFA, potrebbe valutare una cessione. Da capire se il Galatasaray lo dà in prestito oppure a titolo definitivo, o una via di mezzo, ovvero un prestito però con un obbligo o un diritto di riscatto. In questo caso il Palermo sta attendendo una risposta dal calciatore e dal Galatasaray, ma non molla la pista che riguarda Rigoberto Rivas, calciatore anch'esso della Regina, ed è prossimo anche lui allo svincolo. Ultima chiosa sempre sul reparto offensivo, è ormai notizia degli scorsi giorni la chiusura negativa dell'affare Diego Valencia. Il calciatore, dopo ulteriori esami strumentali da parte del Palermo, ha evidenziato delle problematiche fisiche. Il Palermo ha deciso di non chiudere per la trattativa, e questo in qualche maniera riavvicina Edoardo Soleri ai rosanero. Il Palermo potrebbe addirittura proporre un rinnovo di contratto al calciatore, che in questo momento sembra sempre più vicino alla permanenza. Naturalmente il mercato ha
diversi, diciamo, canali, diverse strade, quindi da qui alla fine del campionato, dalla fine del calciomercato può succedere di tutto, ma in questo senso attualmente la posizione di Soleri è molto più agganciata, molto più vicina ai colori rosanero. Vediamo qualche messaggio sempre legato alla nostra trasmissione. Parla naturalmente in questo caso del Palermo, ci chiede Salo Gradioto, anzi commenta: mercato lento e inconcludente, meno male che le altre stanno facendo peggio, Cremonese a parte. Questa è una valutazione di Saro, che poi ci chiede se il prolungamento di Soleri potrebbe essere un'ulteriore rassicurazione per il calciatore oppure una cessione in prestito. Naturalmente anche questo aspetto potrebbe essere valutato dal calciatore e dalla società. Un eventuale prolungamento potrebbe aprire diverse strade. Attualmente però, lo ribadiamo, la permanenza sembra la strada più percorribile per Soleri con il Palermo. Passiamo al Catania. Tra l'altro ci scrivono appunto, ci chiedono notizie sulla difesa del Catania che nelle ultime ore, potete vedere in un nostro articolo sul nostro sito, si parla anche di campagna abbonamenti che partirà naturalmente quando ci sarà la certezza della capienza dei posti dell'Angelo Massimino, che in questo momento è in ristrutturazione. La difesa del Catania è certamente quella con diciamo, i maggiori punti interrogativi, perché gli etnei stavano già valutando alcuni profili, altri se ne sono aggiunti nelle ultime ore. Il nome caldo potrebbe essere quello di Thiago Cionek, ex calciatore del Palermo, ex calciatore della Regina, attualmente svincolato, in un testa a testa tra gli etnei e l'Avellino, che è pure molto forte sul giocatore. Cionek andrebbe a rinforzare quello che è il reparto arretrato degli etnei, ma non c'è da chiudere del tutto la pista che riguarda Marco Perrotta, anch'esso ex calciatore del Palermo, attualmente al Bari dopo essere rientrato dal prestito dall'Alessandria. I due sono i profili che certamente il Catania sta valutando maggiormente per inserire un centrale di grande esperienza che possa comandare la difesa in vista del campionato di Serie C. Da non dimenticare la pista Alessandro Quaini, che però in questo momento si complica. Questo perché, lo abbiamo raccontato in diverse occasioni, Quaini vorrebbe ritrovare Luca Tabiani come mister per continuare il lavoro iniziato già l'anno scorso al Fiorenzuola, ma la squadra emiliana non molla di un centimetro e di un centesimo, potremmo dire così, per la quotazione del calciatore. Vuole che il Catania paghi bonus, e per quanto riguarda comunque una cifra che sia congrua al valore del calciatore. Il Catania dal canto suo pensa di avere fatto un'offerta economica appunto adeguata al calciatore. Le due posizioni in questo momento sono in fase di stallo, di conseguenza è molto complicato che attualmente la trattativa si possa sbloccare. Naturalmente ci sono anche altri profili che si stanno valutando. Il reparto di centrocampo, come sempre lo ripetiamo, ha dei nomi in ballo come quelli di Tascone e Pinato, ma non sono in questo momento la priorità per quanto riguarda il mercato ateneo, perché la grande attenzione si ripone sul reparto avanzato, sul reparto d'attacco. È noto come ci siano già dei calciatori d'esperienza che conoscano la categoria. Alcuni hanno già esordito nei primi test. Ha esordito anche Popovic nell'ultima amichevole, ma sappiamo anche come il Catania stia cercando un profilo di esperienza per quanto riguarda il ruolo del centravanti. I nomi caldi erano sempre due, quello di Samuel Di Carmine e quello di Gabriele Gori. Attualmente Gabriele Gori esce dai radar del Catania, mentre sembra realmente ad un passo dalla firma Samuel Di Carmine, grande attaccante d'esperienza in Serie B, che conosce molto bene anche il campionato di Serie C.
in questo senso, Di Carmine sembra realmente ad un passo dal vestire la maglia rossa-azzurra, così come sembra molto vicino Davide Marsura, esterno ex Ascoli, che è rimasto svincolato dopo l'ultima stagione in Serie B. Ricordiamo 6 mesi in prestito all'Ascoli, scusate, e i 6 mesi precedenti invece con il Modena. Marsura, 29 anni, sarebbe un profilo di grande esperienza e qualità per la categoria, per la Serie C. Il Catania andrebbe a integrare quello che è il suo reparto con un calciatore che sa saltare l'uomo, che può occupare sia il ruolo di seconda punta che il ruolo dell'esterno, e è cercato naturalmente, essendo un profilo piuttosto noto anche in cadetteria, è cercato in questo momento anche la Feral Pisalò, che è un'ex squadra del calciatore. In questo momento il Catania è molto forte, in vantaggio sembra su Marsura, da capire se si riuscirà a chiudere entro questa settimana. Per quanto riguarda invece il mercato in uscita, rimane Di Carmine in questo momento, mentre Giuseppe Giovinco, che resterebbe comunque volentieri in Sicilia, vorrebbe finalmente giocarsi le sue carte in maglia rossa-azzurra, ma insomma si è capito che probabilmente non rientri del tutto nei parametri, nelle richieste di Luca Taddiani. Di conseguenza sta valutando alcune offerte in Serie C. Una su tutte potrebbe essere un ritorno a Taranto, dove tanto bene ha fatto in Puglia, proprio in Serie C, e soprattutto potrebbe finalmente ritrovare lo spazio che nell'ultimo anno in Sicilia non è riuscito a trovare. E da questo punto di vista ci sarebbe un terzo nome associato al Catania, quello di Andrea Arrighini. In questo caso si valuta il ruolo sempre della punta, che è in uscita. Arrighini, scusate, è in uscita dalla Reggiana, ma in questo senso è in un passo, è un passo indietro rispetto alla posizione di Carmine. Da capire anche in questo senso che ci potranno essere dei nomi a sorpresa, un po' come è successo per la porta del Catania, dove è arrivato Livieri dopo settimane di citare e parlare di altri profili per quanto riguarda l'estremo difensore catanese. Ci sono altri messaggi, ci chiedono la situazione di Chiara Rivas, ci chiedono anche se il Palermo è sicuro che prenderà anche Prati dalla spalla. Naturalmente poi alla fine faremo una lettura di questi messaggi, però come anticipato precedentemente, Prati è l'obiettivo per quanto riguarda il centrocampo rosanero. Naturalmente vi invitiamo anche a rivederci, qualora vi siate persi qualche notizia di mercato, nella nostra diretta. Rimane sempre sui nostri canali social, quindi potrete rivederla quando vorrete, sia sul nostro canale Facebook sia che sul nostro canale YouTube. Passiamo adesso invece al Messina che ha svolto nella giornata di ieri il terzo test amichevole, un allenamento congiunto in realtà con il Real Codronei. 10-0 il risultato di questo test, con diversi nomi del mercato giallorosso che si sono messi in luce. Quaterna per Michele Emausso, 2 gol per Carlo Cavallo, e poi reti di Marco Zunno, Francesco Giunta, Giulio Frisenna e Alessio Pedicone. Su questo, tra l'altro, poi vi dovremo dare un aggiornamento per quanto riguarda la difesa del Messina, proprio perché sembrava essere ad un passo l'arrivo di Giorgio Brogni dall'Atalanta Under 23, che si sta tra l'altro per formare in queste ore. Brogni sembrava letteralmente ad un passo dall'arrivo a Messina. Ebbene, Brogni rifiuta la destinazione siciliana. Sembrava anche Roma si è detto piuttosto fiducioso dell'arrivo del ragazzo, che ha invece rifiutato il suo
il suo arrivo qui in Sicilia. A questo punto si potrebbero aprire degli spazi per il tesseramento appunto di Alessio Pedicone, ex calciatore del Catania, ex prodotto giovanile dei rossazzurri, in questo momento già in ritiro, in prova con la squadra di Giacomo Modica, ed è già pienamente inserito nel gruppo peloritano. Da capire se effettivamente si porterà avanti su questa strada il tesseramento di Pedicone, così come quello di Federico Pacciardi, ex difensore centrale della Recanatese di Piedemancino, che andrebbe diciamo, a completare quello che è un po' il reparto arretrato dei messinesi. In uscita, lo abbiamo citato l'altra volta, il nome di Daga, qualora il Messina voglia inserire un altro portiere under e un altro under, soprattutto nella sua rosa. Da segnalare anche delle visite mediche per alcuni giocatori, l'ultimo dei quali, se non erro, Buffa, che si è recato a Messina per svolgere le visite mediche, insieme però a alcuni calciatori che erano nella rosa del Messina come Ragusa e Ferrara, per ulteriori accertamenti visti alcuni problemi fisici. Non sembrerebbero esserci in questo momento indizi di mercato in uscita in questo senso. Per quanto riguarda centrocampo e attacco del Messina, qui si vuole operare quello che un po' ha promesso Roma nelle ultime ore, ovvero l'ingresso di alcuni giocatori over che possono far alzare il tasso d'esperienza e il tasso tecnico della squadra di Giacomo Modica. A centrocampo il nome in pole position è quello di Domenico Bungo, calciatore del 93, ex Viterbese, che ha delle caratteristiche molto simili al partente Oliver Kragel, mentre per quanto riguarda i ruoli della mediana, del regista e delle mezzali, si lavora su diversi profili. I nomi caldi sono quelli di Alessandro Provenzano e Domenico Franco, mentre per quanto riguarda le mezzali si parla anche di Nana Welbeck e Luis Maldonado. Sono tutti nomi che conoscono molto bene la categoria, calciatori di grande esperienza che hanno alle spalle diverse stagioni in terza serie. Il Messina ha questa esigenza, dato che ha in questo momento tanti giocatori under come Ortisi, come Frisena, come Buffa, proprio in rosa, e quindi si alzerà il tasso tecnico ed esperienza proprio con 1-2 di questi profili. Per quanto riguarda l'attacco, stesso discorso si può fare rispetto al reparto di centrocampo. Si cerca un attaccante che conosca la categoria. Roma ha fatto anche un identikit di un calciatore che abbia nelle potenzialità certamente tanti gol, ma che sia compatibile con il gioco di Giacomo Modica, e non ha in qualche maniera citato necessariamente il bomber che nelle ultime stagioni ha fatto sfaceli, ha fatto decine di gol, ma si potrebbe puntare anche su un calciatore in cerca di rilancio. Un identikit di questo genere, lo sapete, rappresenta il nome di Vincenzo Plescia, che è ormai associato al Messina praticamente dall'inizio della sessione di calciomercato, e al Messina sono stati proposti altri due nomi che in questo momento sono leggermente defilati. Il primo è quello di Salvatore Caturano, che ha grandissima esperienza in categoria, più di 100 gol in Serie C. L'ultimo anno lo ha passato vestendo la maglia del Potenza. Per quanto riguarda invece Gabriele Bernardotto del Crotone, è stato fatto un sondaggio, ma attualmente non rispecchia quello che è il profilo ricercato da Domenico Roma per Giacomo Modica. Ci chiedono di Franco al Messina. Come vi dicevo, è appunto uno dei nomi che il Messina sta valutando proprio per la cabina di regia e che conosce molto molto bene la categoria. Sarebbe un colpo di grande esperienza per il centrocampo giallo-rosso. Ci avviamo quasi verso la conclusione, quindi passiamo all'ultimo argomento di questa puntata di Pillole di Sesse. Come sempre una panoramica sulla Serie D. Sono diverse le squadre che si sono mosse nelle ultime ore, in questi giorni, per completare gli organici in vista del prossimo inizio
della Serie D, che probabilmente, così come la Serie C, dovrà aspettare la fine dei vari procedimenti che ci sono in questo momento aperti, il caso Regina, il caso Lecco, ma anche la questione Siena, perché verosimilmente alcune di queste squadre potrebbero ripartire proprio dai dilettanti eventualmente, e di conseguenza lo slittamento delle date di inizio potrebbe in qualche maniera essere finalizzato anche a questo aspetto. Come dicevamo, mercato di Serie D dove le siciliane sono sempre molto attive. Il Trapani si è assicurato un doppio colpo under in vista della prossima stagione. Sono arrivati Emiliano Pino, classe 2004, ex prodotto delle giovanili di Inter, Torino e Spezia, che nell'ultimo anno ha giocato con il Licata, e Davide Redondi, difensore centrale classe 2003, arrivato a titolo definitivo dal Latina, l'ultima stagione all'Alba Longa, sempre tra i dilettanti. Da una sponda all'altra della Sicilia c'è il Siracusa, che ha ufficializzato un colpo da 90 per la categoria, visto che è stato tesserato Domenico Aliperta, 33enne centrocampista di grandissima esperienza in Serie C. Basti pensare alle squadre in cui ha giocato: Cavese, Nocerina, Turris, Arezzo, Messina, con cui tra l'altro ha centrato la promozione dalla Serie D alla Serie C nel 2020-21, e ha un curriculum di grande esperienza appunto tra i dilettanti, che per aver vinto, aver ottenuto le promozioni con diverse squadre. In questo senso anche la San Cataldese si rinforza, in questo caso con dei profili under. Da questo punto di vista tante squadre stanno lavorando su dei profili molto giovani. Come sapete, in Serie D sono centrali l'utilizzo di under di diverse fasce d'età, proprio per completare e metterli in campo, per completare la rosa, proprio per i regolamenti riguardanti la Serie D. Come dicevamo, la San Cataldese chiude per due calciatori, un 2005 e un 2006. Il primo è Michele Sclafani, che l'anno scorso era in eccellenza alla Pro Favara, mentre nel 2006 è Tommaso Maravigna, portiere ex Primavera del Cerignola. Acireale, altra protagonista siciliana del campionato di Serie D, sta per arrivare, anzi è arrivato Vincenzo Galletta, esterno di centrocampo classe 2003, che può giocare su entrambe le fasce. È un ex casertano e va a rinforzare il reparto degli esterni nel modulo degli acesi. Mentre per quanto riguarda, diamo alcune altre pillole di mercato sulle siciliane, il Licata ha chiuso per il centrocampista Enrico Giannone del Dertona, squadra militante del girone di Serie D. Ligea Virtus affianca al titolare Straropoli anche Michelangelo Ragusa, classe 2005, ex New Eagles 2010. E poi Ragusa e Città di Sant'Agata, per chiudere questa parentesi legata alla Serie D. Ragusa ha ufficializzato l'arrivo di Sebastian Schembari, classe 2005, proveniente anche in questo caso dalla Primavera del Cerignola, e Vincenzo Tuccio, esterno d'attacco ex San Cataldese. Ma ha ufficializzato anche l'arrivo di Azzara, un acquisto che avevamo anticipato nella scorsa puntata di Pillole di Sesse, e si appresta ad ufficializzare anche l'arrivo di Cardinale. In ultimo, Città di Sant'Agata ha ufficializzato Simone Di Domenica Antonio, classe 97, l'anno scorso divisosi tra Trapani e Acireale, e che adesso va a rinforzare la squadra siciliana. Ci fanno ancora richieste su novità sul mercato del Messina, se ci sono anche altre novità sul Catania. Io vi invito nuovamente a rivedere la nostra puntata di Pillole di Sessa. Io vi ricordo di seguire i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Lì trovate gli aggiornamenti su tutte le nostre notizie, così come sul nostro sito www.sportisili.it, e naturalmente seguite la nostra pagina, il nostro canale YouTube, dove potrete
seguire i contenuti video della nostra redazione. Non mi resta che salutarvi, darvi l'appuntamento a venerdì di questa settimana e ci vediamo per una nuova puntata di Pillole di Sessa. Alla prossima. Discutere del tempo per tutta la puntata.